parte. Per quanto riguarda, vediamo adesso se siamo in onda, se vedo il microfono Eccoci acceso. qua, perfetto. Dicevo, ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda lo spazio dedicato al commento del post partita. Come sapete bene, da quest'anno abbiamo iniziato anche un approfondimento completo per quanto riguarda l'Udinese nelle partite interne dallo stadio, mentre chiaramente per le partite in trasferta il commento viene quasi sempre il giorno dopo, comunque qualche ora dopo, per fare un'analisi completa. Abbiamo già collegato con noi Enzo Cataruzzi. Ieri sera vi abbiamo proposto subito il commento a caldo, oggi a circa 24 ore di distanza possiamo analizzare più con, diciamo così, mente fredda quello che è accaduto a Napoli ieri sera. Premessa Enzo, nessuno pensava chiaramente nei 3 punti, o sperava, come si dice, nei 3 punti, Beh, sai, ma tifoso almeno permettimi di dire, almeno un pareggio, vista la situazione di polveriera all'interno dello spogliatoio del Napoli, almeno il pareggio quello sì, insomma, no? Poi alla fine abbiamo visto insomma, una partita un po' che ha lasciato diciamo che i tifosi sperano sempre, no? In un pareggio, in qualcosa, no? Ma quello che non c'è stato ieri sera, c'è stata una reazione proprio zero. Cioè, non abbiamo visto, cioè, adesso siamo in emergenza difensiva, non parliamo dell'attacco, il centrocampo fatto tutte le parti. In sostanza l'Udinese era senza identità, smarrita, svogliata. È inutile dire che in qualche modo i risultati verranno. I risultati speriamo vengano. Non so se con un ritiro possono cioè, andare a correre ai ripari. Certo è che pare che il general manager Balzaretti dice che potrebbero andare a pescare verso il Messico di nuovo, qualche svincolato, qualcuno che potrebbe in qualche modo sopperire ai tanti, errori del mercato, perché di questo si tratta, insomma. Abbiamo visto che Beto non c'è, quindi praticamente anche il progetto di Sottil dei contropiedi non esiste più, insomma, no? Quindi abbiamo una squadra che comunque è senza identità. Io penso che Sottil a questo punto, conoscendo un po' il sistema come va avanti da anni, probabilmente avrà ancora 2 partite a disposizione, dopodiché penso che qualcuno comincerà a dire dobbiamo vedere con l'attore cosa ne pensa, cosa non pensa, perché sì, non è una cosa molto simpatica, però è vero che anche qualche campionato fa, qualche Guidolin mi pare, no? Dopo 5 partite non vinceva mai, insomma c'erano problemi nello spogliatoio, insomma sono state... Ma qui si tratta di capire se il mercato che l'Udinese ha fatto, che tra parentesi ha venduto anche molto bene, ma però non ha rimpiazzato adeguatamente, a mio modo di vedere, dei leader di squadra. C'è solo Samaris, ma è poco, insomma, molto poco. La difesa... Forse i conti non tornano, nel senso che probabilmente la mancata cessione di Pereira, che avrebbe di fatto portato bei soldini freschi alle casse dell'Udinese, avrebbe poi, tra parentesi, poi sai col secco il mano dalla sua parte, si dice, forse avrebbe stato portato... utile, no? Diciamo così, denaro fresco da reinvestire magari in qualche giocatore da pescare in giro, oppure qualche seconda linea utile da far crescere a Udine per poi magari piazzarla nel mercato successivo della prossima stagione. Come hai detto tu, il direttore sportivo, diciamo così, si sta un po' arrampicando sugli specchi dicendo portate pazienza, eccetera, eccetera. Tu hai fatto il paragone con Guidolin nel primo anno del suo secondo mandato all'Udinese, però ricordiamo poi come andò a finire, nel senso che Guidolin comunque aveva un progetto serio, con giocatori seri, che poi alla fine si è concretizzato con una squadra che ha lasciato il segno per quanto riguarda il calcio in Italia e all'estero. Qui purtroppo onestamente non solo non c'è un progetto, ma permettimi un po' il paragone, fuori luogo per quanto riguarda il calcio, qui sembra un po' di parlare di super bonus 110, tanto per essere chiaro. Cioè, ma qui abbiamo visto che Luca non incide, no? Quindi di abituarsi ancora alla serie maggiore in modo diverso. Toven mi pare non è quel campione che hanno descritto, nonostante sia stato fermo. Si spera sempre nel Tucu, come si dice, ma anche lui alla sua età. Wallace è stato molto sbiadito contro ieri sera. Lovric, insomma, anche Bosele era giù di corda. Insomma, io penso che con il Genoa veramente sarà uno spartiacque
vero? Cioè qui si chiede all'Udinese di fare punti, ma non un punto, si chiede la vittoria, perché si dice che la vittoria anche crea autostima, io capisco anche perché la partita che noi abbiamo visto con la Fiorentina è stata una bellissima partita, purtroppo l'Udinese non ha concretizzato nulla, però perlomeno ha fatto vedere trame di gioco molto molto interessanti. Qui a Napoli è caduta di nuovo nel buio, nel limbo, non ha avuto neanche la reazione. Ecco quello che io penso che a questi livelli, in Serie A, sono comunque professionisti, la questione nervosa è un criterio insomma, che gli allenatori devono tener conto. No? Probabilmente sono tanti che vengono dalla Serie B inglese e la Serie B inglese non è la Serie A italiana come non è la Serie A Ecco, inglese. permettimi, forse tu hai toccato un tasto molto importante, no? Quello dello spogliatoio, che è fondamentale, perché tu puoi avere il miglior allenatore di questo mondo, però se lo spogliatoio non funziona, i Che- risultati poi si vedono. Ecco, secondo te forse ci sono state troppe aspettative da parte della società con dei giocatori, tra parentesi, io ho detto, ho fatto un po' il gioco di parole ieri, no? sì, Eccelsi ma non eccellenti, no? Tanto per fare un po' sì. darci un po' al romanticismo nella grammatica italiana. Secondo te, proprio perché non sono in grado di reggere un campionato di Serie A e dimostrano con i fatti di non essere poi pronti ad affrontare non tanto un campionato di Serie A, ma magari non fare il salto verso i lidi preziosi dove praticamente il vil denaro è molto più, diciamo così, il rubinetto più aperto rispetto all'Udinese, oppure effettivamente c'è un po' di confusione generale all'interno anche della società tra chi effettivamente ha tutto l'interesse a continuare a portare avanti un progetto in Friuli e chi magari invece sta strizzando l'occhio verso la lontana e perfida Albione, per non far nomi, papà e figlio. Ma io credo una cosa, oggi abbiamo sentito le dichiarazioni del patron Pozzo che sono state molto rassicuranti, dove praticamente lui dice questo Udinese ci darà soddisfazioni, siamo all'inizio, bisogna capire. Insomma, ha creato, a mio modo di vedere, un clima abbastanza di speranza, e comunque ha dato ai tifosi, ha chiesto un po' di aver pazienza, insomma, la sua figura è autorevole e ancora tiene a bada un po' i tifosi. Però dichiarazioni del mancato rigore dato a Napoli, magari di Bazzaretti, lasciano il tempo che trovano, perché non dimentichiamo che dall'inizio del campionato l'Udinese ha perso per 3 o 4 pedine per questioni fisiche, cioè qui si tratta di preparazione anche, no? Ho rotto uno, ho rotto l'altro, insomma, è inutile dire ci mancano questi perché hanno... una squadra in Serie A deve avere anche dei rincalzi di livello. Il refrain è sempre quello, noi siamo in Serie A da tanti anni, vi facciamo vedere Juventus, Inter, Milan, tutto quello che vuole, però il tifoso vuole vedere se non altro una reazione da parte dei giocatori, no? Che si sa ormai la maglia non è più la bandiera dei Ecco, parliamo di giocatori. maglie che è meglio evitare, è un tema Ecco, no? molto... Ecco, poi anche alla maglia che l'Udinese ha sfoggiato contro la Fiorentina, a parte che non ha portato bene, ma mi è sembrato, diciamo così, un qualcosa che stride con il mondo del calcio. Forse ci abitueremo, forse siamo, come si dice, un po' sorpassati su Diciamo questo che il livello. calcio, permettimi Enzo, il calcio come tanti altri sport è una industria e come tale Sì, chi oggi fa il presidente non è più il mecenate di una volta, non faccio un esempio il Bruseschi, tanto per citare, o è Teofilo impossibile, il Sacchi, corso è tanto per fare due impossibile. nomi così buttati lì a caso, dove magari una volta il presidente lo faceva più per passione, no? Dove Sì, aveva la sì, sì. voglia di portare avanti la squadra, eccetera. Oggi, e anche nei dilettanti vale la stessa roba, sei un imprenditore, sei un manager, cioè Sì, nel sì, senso che non è puoi fare beneficenza. un'industria, ecco, e deve fruttare a fine mese, cioè i conti No, devono non puoi tornare. fare beneficenza, è impossibile, anche perché ormai non c'è più il piedilista per tutti, tutti vogliono avere soldi per giocare anche a livelli molto bassi, quindi c'è un'educazione sbagliata, un'etica sportiva che va corretta velocemente, perché Comunque la altrimenti... sensazione, se permetti, la sensazione mia, personale e anche del mio reuma Sì, preferito,
è quella che ci sia ancora questa diatriba interna tra papà e figlio, dove il papà chiaramente rimane ancora quel mecenate, quello che ha voglia insomma di Mm. rimanere qui in Friuli, mantenere la squadra in Serie A. Attenzione, apriamo una parentesi, poi la chiudo subito, ci sono delle esperienze in Friuli dove qualcuno voleva fare il pozzo della situazione e ha finito di fare il fondo, nel senso che Mm. almeno Pozzo nel suo bagaglio, nel suo background ha mantenuto questa squadra in Serie A e viva Dio che c'è, perché altrimenti qui veramente Sicuramente va siamo ringraziato Amazon, sempre. Sì, no? sì, sì, sì. Ecco, però D'accordo dall'altra con parte, volevo sottolineare, poi ti passo la parola, dall'altra parte però c'è questa forte diatriba dove praticamente al figlio non interessa per nulla il giocattolo, infatti è completamente disinteressato, lui ha altri obiettivi, altre sensazioni, altre voglie, altre diciamo, idee per la testa, giustamente i soldi li caccia lui e ha tutte le ragioni di questo mondo, però insomma, però non è neanche bello nei confronti di chi promette in campagna elettorale, pardon, in campagna estiva, prometti mari e monti per quanto riguarda appena che cito la politica, Cataruzzi va rigorosamente in nero, come si dice in questi, ogni volta che parliamo di politica stranamente va in nero, in attesa che Cataruzzi forse mi sente, ma che riprenda il collegamento video, io continuo intanto a dialogare con voi, dicevo, dall'altra parte insomma c'è questa sensazione dove non è corretto nei confronti di chi comunque ogni anno caccia dai 300 magari ai 1000 euro all'anno per seguire 15-20 partite e si abbona giustamente in qualsiasi tempo e poi magari anche in trasferta. Dunque ci deve essere almeno un po' di rispetto, non tanto nei confronti dei giornalisti, perché noi siamo abituati a parlare, ma almeno per quanto mi riguarda, anche se veniamo bastonati dentro da una parte e dentro dall'altra, l'accredito c'è e buonanotte. Però giustamente bisognerebbe insomma anche trovare la soluzione giusta per sì fare i conti che tornino, come si dice, però dall'altra parte un minimo di rispetto anche nei confronti di quei tifosi che ogni stagione, ogni anno, in qualsiasi situazione, magari anche con difficoltà economiche, riescono a imbarcarsi e a seguire la squadra e fare, come si dice, il 12° uomo in campo. Cataruzzi è ritornato, intanto che tu sì. Enzo eri un attimo andato in nero, ogni volta che tocchiamo la politica tu mi salta il collegamento, però intanto io Sì. sono andato avanti, insomma, con il discorso legato anche al fatto che bisogna portare rispetto non tanto nei confronti dei giornalisti, ma bisogna portare rispetto nei confronti dei tifosi, no? Che sono quelli che alla fine cacciano i Senz'altro. soldi e si imbarcano per tutto l'anno a sostegno comunque della squadra. No, ho dato fiducia anche quest'anno perché abbiamo visto che gli abbonamenti insomma, sono di tutto rispetto, insomma, per un bacino come l'Udinese 13.000 spacca abbonamenti è una cosa importante, no? No, guardavo la classifica, vedevo che il Genoa ha 4 punti, Salernitana 3, Udinese, Empoli 3 Ecco, e Genoa Cagliari tra l'altro che 2. gioca stasera, gioca oggi Sì. con la Roma. Esatto, quindi la situazione è tutt'altro che allegra, perché se noi battessimo il Genoa domenica, cioè, se non altro è uno scontro diretto, sappiamo che alla fine i conti si giocano anche sugli scontri diretti, no? Per cui io ho ancora speranza che l'Udinese risolga in qualche modo, no? Magari No, con ma in B rientra non ci qualcuno. andiamo, in B non ci andiamo. Eh? No, in In B B non ci andiamo. penso di no, però c'è una sofferenza che insomma induce a riflessioni un po', insomma, c'è un po' di tristezza in giro, vedere questa maglia qui che proprio non ha incontrato molti tifosi, vedere soprattutto una squadra che non lotta, lasciamo stare la questione contro la Fiorentina che è stata veramente, io ero allo stadio, ho visto che veramente era una bellissima partita, hanno sbagliato molto, diciamo il destino Cigno che Baro, dice qualcuno, ma comunque sia, bisogna vincere anche contro il destino, una squadra deve essere squadra. Ma poi insomma ieri sera non si è vista l'Udinese che ha voluto quantomeno lottare, cioè ha lasciato diciamo, la barca al primo gol, l'ha lasciata lì, fine. Il 4-1 diciamo che il gol di Samaris è stato considerato il miglior gol fino adesso visto in Serie A. Aggrappiamoci a questo, Omar, aggrappiamoci a questo, che magari questo ragazzo possa in qualche modo far da leader alla squadra e farli rinsavire, perché insomma io domenica penso che allo stadio sarà veramente un esame di maturità per l'Udinese. Uno spartiacque fondamentale, ci Sì, auguriamo in sì, sì, penso corso di sì.
per raddrizzare in un certo senso la stagione 2023-24. Io direi, Enzo, che possiamo chiudere qui per quanto riguarda questo Sicuro. appuntamento odierno con lo spazio dedicato all'Udinese. Ricordiamo tra l'altro ai nostri amici che chiaramente, come ha già anticipato Enzo, poi saremo di nuovo domenica al termine di Udinese Genoa, saremo collegati per raccontarvi quello che è accaduto quasi in tempo zero dallo stadio, perché è bello sentire più voci, no? Perché qualcuno si lamenta e dice ma da una parte dicono una cosa, dall'altra parte dicono bianco, dall'altra parte dicono nero. Noi cerchiamo insomma di essere più obiettivi possibili, perché viva Dio abbiamo la libera informazione, possiamo insomma esprimerci a Sì, sì, modo sì, sì. nostro, nel modo corretto anche nei confronti di chi Sì, si assume chiaro, voci chiaro. diverse, perché le critiche devono essere Sicuro. sempre costruttive, mai distruttive. Ricordiamo, volevo dire anche ai nostri amici, che da questo fine settimana iniziano anche i campionati di pallacanestro, e vi anticipiamo subito che seguiremo anche il basket con una rubrica dedicata per quanto riguarda le vicissitudini delle nostre due squadre. Terremo d'occhio chiaramente anche gli amici di Trieste, perché quest'anno insomma abbiamo 3 squadre in Serie A2, Trieste, Udine Sì, e un Cividale. unicum, un unicum, sì. Seguiremo in particolare insomma quelle che sono della provincia di Udine, Cividale, cominceremo con Cividale e poi via via insomma un po' a rotazione fra Udine e Cividale, come la Litorina che corre lungo i binari dei suoi 16 km e 500 metri. Noi cercheremo insomma di portarvi il più possibile lo sport attraverso la nostra web TV, siamo qua, lavoriamo un passettino alla volta, qualcosina insomma viene fuori. Cosa dire? Mandi e alla prossima a questo punto. Perfetto, hai detto tutto.